L'attività è stata prevalentemente svolta dalla stazione Carabinieri di Treviso, che ha indagato su ben 5 episodi gravi, furti e rapine, e altre 3 attività invece, per altri 3 fatti. Abbiamo avuto il concorso e il contributo della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Treviso, che sono stati interessati per altri 3 episodi, e quindi siamo riusciti a mettere insieme le attività svolte dai Carabinieri della Polizia e della Polizia Locale, coordinati dalla Procura. Questo ci ha permesso di arrivare a poter ottenere una misura cautelare a carico di questo soggetto, che meritava essere fermato per la gravità dei fatti commessi. Ha colpito in ben 2 volte in chiesa, certamente 2. In un'occasione ha rubato i soldi dell'offertorio, in un'altra occasione invece ha rubato il portamonete contenuto all'interno di una borsa di una fedele che si trovava in quel momento in chiesa. È stato in questa ultima circostanza rincorso sia dalla signora che da altri 2 ragazzi presenti in chiesa, che sono riusciti a recuperare il maltolto e restituirlo alla signora. Non ha perso l'occasione anche lì per utilizzare violenza nei confronti di chi ha cercato di fermarlo.